La terra fiorentina porta bene all'Unet i Work Busto Arsizio, 2 trasferte in zona nel giro di 3 giorni, 2 vittorie e 6 punti. La prima contro la Savino del Bene Scandicci domenica scorsa e poi quella di oggi contro il Bisonte Firenze. Lencarelli recupera Van Gestel, ma sul campo la propria squadra non riesce ad esprimersi come dovrebbe per poter mettere in difficoltà compagini dal valore tecnico superiore come la sua ex squadra. Primo set in equilibrio nella sua prima parte, sul 13-13 però la svolta. Un break che si rivela decisivo siglato da Busto, 3 punti di fila che proiettano le farfalle verso la vittoria nel parziale. Si arriva al 18-24 e il Bisonte accenna una minima reazione con Guerra che annulla il primo set point. Subito dopo però è Stevanovic a realizzare il 19-25 conclusivo. Nel secondo set prosegue il dominio delle Lombarde. Polter, in giornata molto positiva, riesce a smarcare bene spesso le proprie compagne. Ne approfittano Mingardi, Olivotto e Gray che chiuderanno tutto in doppia cifra. Nel finale di parziale da registrare per Firenze l'esordio della canadese centrale nuovo acquisto Ogoms che si è presentata in campo con un attacco vincente ed un muro. Il 20-25 arriva però grazie ad una piazzata dell'eterna Piccinini che a 40 anni sta fornendo il suo contributo, specie in ricezione, pur partendo dalla panchina. Sulle ali dell'entusiasmo il terzo set scorre via liscio per Busto, tutto troppo facile, con la Unet sempre avanti e con il Bisonte troppo a corrente alternata. Game, set and match grazie a Gray, un bel 3-0 che rilancia in graduatoria le Bustocche. Miglior marcatrice della gara all'opposto della Unet Camilla Mingardi con 17 punti, per le Lombarde in doppia cifra anche Gray con 11 e Olivotto con 10. Dall'altra parte si segnalano Guerra con 13 e Nuacalor con 11. Sono veramente contenta di questa vittoria, penso che passo dopo passo stiamo dimostrando di essere una squadra forte che può competere ad alti livelli e sono contenta che stasera abbiamo dato continuità alla partita di domenica.